Siamo qui con Sanson Carlo dopo la partita tra la Diadema Roller Bassano e il Montecchio Precalcino, risultato finito 3-3 e da parte del pubblico eletto come miglior giocatore in campo. Come avete affrontato questa partita, Carlo? Beh, innanzitutto abbiamo cercato di prepararci al meglio possibile. Queste ultime 2 settimane sono state veramente produttive e ci siamo allenati benissimo e abbiamo cercato di dare il meglio di tutti noi. Infatti l'hai dimostrato in campo anche alla fine. Mister Nunne ha schierato 5 giocatori perché voleva portare a casa i 3 punti, ma tu hai difeso alla grande la tua porta. Se non sbaglio tu sei classe 2005, giusto? Come lo vedi il tuo futuro nell'hockey? Futuro un po' incerto perché non saprei dove andare o cosa fare, ecco.